Conclusa la seconda serata della rassegna culturale Incontri e racconti all'Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo, dedicata a un ospite d'eccezione, il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti. Sì, il pretesto è quello calcistico, ma sottolineo la parola pretesto, un po' come a quelli che il calcio, che il pretesto era quelli che il calcio, ma si parlava di altre cose e ci si divertiva con altri argomenti. Certo c'è una partita, la partita degli dei, quella delle ultime 40 pagine, ma le 340 precedenti sono storie di vita, di uomini, racconti di vite scellerate, di vite meravigliose, di vite buttate, di vite recuperate, di carezze mancate. E dato che ho immaginato, assieme al mio grande vecchio che mi accompagna da 4 libri, questa partita degli dei, perché sono tanti ormai gli dei del calcio che sono in paradiso. Negli altri libri parlavo di luogo con la L maiuscola, qui parlo proprio di paradiso. Dato che sono talmente tanti, allora il bambino che è in me mi ha detto: ma perché non gli facciamo giocare una bella partita? La vedrai solo tu e quindi dovrete fidarvi del mio racconto, però è una partita molto bella, vera, autentica, in cui si contrappongono delle umanità che non sono rimaste sulla terra. Durante l'evento, Bartoletti, affiancato dalla giornalista e organizzatrice Adriana Rasera, ha presentato il suo ultimo libro, La partita degli dei, un appassionante racconto che ci ha trasportato nel mondo dei grandi campioni del calcio. Beh, direi quelli che il calcio è la trasmissione della mia vita. Io ho inventato pressing e l'ho condotto, ho condotto le prime puntate del Processo del lunedì, ho fatto la domenica sportiva, insomma qualche cosuccia nella mia vita l'ho diretto, lo sport in Rai e in Fininvest, però alla fine quello che ha dato anche a me, anche a tutti noi quelli che il calcio, per non parlare delle persone che si ammassavano davanti ai televisori, almeno in quegli 8 anni in cui l'abbiamo condotta con Fabio, è stato qualcosa di irripetibile, anche perché poi cercavamo di sdrammatizzare cose che non sempre sono facilmente sdrammatizzabili, per cui dicevamo con leggerezza delle cose che a volte sono anche molto, molto profonde. Quindi era la televisione ideale, quella in cui parlavamo di qualcosa facendo finta di parlare d'altro e soprattutto facevamo sedere sulla stessa poltrona anche le persone che non pensavano di vedere una partita, una trasmissione amatrice calcistica. È un grande rimpianto, ma anche un grande affetto per quello. Oltre alla presentazione del libro, Bartoletti ha intrattenuto il pubblico con vari aneddoti e riflessioni sul mondo dello sport, regalando una serata indimenticabile. Ne ho raccontati tanti di personaggi in questi libri. Ci sono dei capitoli in cui si capisce a chi voglio particolarmente bene, quindi parliamo di Marco Pantani, di Lucio Dalla nel primo libro, di Maradona e di Paolo Rossi nel secondo, fra i tanti, ma anche di Mia Martini, anche di Gaetano Scirea, anche di Pino Daniele, anche di Gigi Proietti, anche di Massimo Troisi. Qui c'era qualche amico che volevo rincontrare, qualche amico calciatore, l'ho fatto giocare e lui si è divertito e mi sono divertito a immaginare questa partita. Tutto è cambiato il calcio, è cambiata l'Italia, è cambiato il mondo. Quello che rimpiango l'ho messo in questi libri, e cioè rimpiango, ma sono anche fiero del fatto di aver toccato con mano questi campioni, cosa che adesso non è più fattibile. Quando qualche giovane collega mi chiede: ma tu come facevi a intervistare Maradona? Gli telefonavo a casa e lui rispondeva. Tutti i personaggi, a parte quelli che l'anagrafe non mi ha impedito di conoscere, io li ho conosciuti personalmente e li ho potuti raccontare nella loro meravigliosa umanità, cercando di far capire che stanno bene e che come noi li rimpiangiamo e li immaginiamo lassù, forse perché no, con i pantaloncini corti e una palla fra i piedi, anche loro guardano giù e in qualche modo ci sono d'aiuto.